Da sabato 3 gennaio partono i saldi in Friuli Venezia Giulia. Grande attesa per il consolidato appuntamento di inizio d'anno, importante volano per il settore e grande opportunità per i clienti finali. I saldi consentono ai consumatori l'acquisto di prodotti garantiti a prezzi scontati. Per il mondo del commercio friulano la parte finale delle festività sono utili per muovere l'afflusso di gente, ma anche i turisti d'Oltralpe pronti all'acquisto favorevole a casa nostra. Dal punto di vista tecnico, Confcommercio Udine ricorda che non è più necessaria la comunicazione preventiva al comune di competenza, ma la presentazione al pubblico della vendita di fine stagione dovrà esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata. Inoltre, le merci in saldo devono essere presentate in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Confcommercio consiglia intanto di acquistare sotto casa, di acquistare nei nostri centri storici, di dare un'occhiata già oggi ai prezzi che sono nelle vetrine per poi confrontare la percentuale di sconto, che è quello che poi fa scattare il piacere dell'acquisto, no? Il risparmio, l'idea di aver fatto un affare, di potersi permettere qualche capo più importante, oppure di andare incontro alle esigenze, per esempio immagino alle famiglie che hanno anche bambini o ragazzi, e quindi di fare gli acquisti che servono poi per proseguire l'inverno e pensando già alla stagione anche estiva. In questo periodo molti dei nostri clienti e amici cominciano a guardarsi intorno per provare il capo tanto ambito.